Effettivamente l'incontro di oggi è un'occasione per consolidare delle relazioni che sono eccellenti tra i nostri due paesi. Sono, come ricordava il Ministro degli Esteri della Serbia, sono molto importanti sul piano economico, non solo per il volume, 4 miliardi di interscambio e certamente un ruolo molto rilevante, ma anche per l'importanza delle imprese italiane impegnate in Serbia, che sono alcune centinaia, con circa 20.000 persone che lavorano in queste imprese italiane in Serbia. I nostri livelli di relazioni economiche avranno una occasione in più per manifestarsi, forse per rafforzarsi, grazie alla partecipazione della Serbia a Expo Milano nel cluster biomediterraneo, che sarà senz'altro una nuova occasione per la conoscenza reciproca tra i nostri due paesi e tra le nostre business community.